Le parole tu e noi ricorrono nelle richieste del Padre nostro. Le prime 3 hanno al centro il tu, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Le altre 4 il noi e le nostre necessità quotidiane, il pane, il perdono dei peccati, l'aiuto nella tentazione, la liberazione dal male. Questa è la matrice di ogni preghiera cristiana, direi di ogni preghiera umana, che è sempre fatta da una parte di contemplazione di Dio, del suo mistero, della sua bellezza e bontà, e dall'altra parte di sincerità e coraggiosa richiesta di quello che ci serve per vivere e vivere bene. Pregare, dice il Papa, è consegnare noi stessi a Dio e alla sua provvidenza. Riguardo alla supplica che il nome di Dio sia santificato, Francesco sottolinea che la nostra vita deve testimoniare la sua santità nel mondo e conclude: il male ha i giorni contati. E noi non vacilliamo nell'incertezza. Abbiamo una grande certezza: Dio mi ama. Gesù ha dato la vita per me, lo Spirito è dentro di me. E questa è la grande cosa certa. E il male ha paura. Al termine della catechesi, saluti del Papa ai fedeli nelle varie lingue, a quelli di lingua araba provenienti dall'Egitto, dall'Iraq e dal Medio Oriente, Francesco dice: L'invocazione del nome di Dio ha l'unico obiettivo di santificarlo e non di strumentalizzarlo. Sia santificato il tuo nome significa impegnarsi affinché la mia vita sia un inno di lode alla grandezza di Dio, sia una manifestazione concreta della mia fede in Lui. Significa impegnarsi nella via della santità affinché gli altri glorificano il suo santo nome.